Siamo in compagnia del signor Antonio Zanatta, qui alla sagra di Spinei a Giavera del Montello. Ma come nasce, signor Antonio, questa sagra? È l'ennesura dei vecchi, i nostri nonni, A fine 800, alla vero? fine dell'Ottocento. E cosa facevano qua nelle case vicine? Faceva Vendevano, regalavano il formaggio, il vino? vino più che sia, quando che c'era la sagra dei Spinei metteva fuori una botticella piccola e tutti tirava chi beveva Spinelli. E quello sarebbe lo spinello. Lo spinello e tutti beveva so scudetta che si chiamava Piadena, i nostri vecchi chiamava Piadena. E ti beveva cose? E poi nel tempo si è Si trasformato. beveva il vino, ma io no perché ero piccolo, ero bambino. E c'era una baracchetta che veniva da Corsignana, a Nuta, Sì. vendeva questi buffolassi che chiamavano altri, col buso, e si mangiava, i nostri bambini si mangiava contenti come una Pasqua sera. E i vecchi beveva il vino. E i vecchi, il Bacò, il Merlot, quello che c'era. Una bella testimonianza. Una bella. Grazie.